quale realtà ha trovato e le vorrei chiedere anche come vivono e sopravvivono queste parrocchie, diciamo un po' di periferia. La comunità che ho trovato è una comunità che nel tempo è stata costruita da sacerdoti che hanno speso molto e quindi una comunità vivace. Certo siamo una comunità un po' dispersa, nel senso che il territorio parrocchiale è abbastanza disperso, però devo dire che c'è veramente una comunità ancora legata alla propria storia, alla propria tradizione, alla propria fede, diciamo così. C'è proprio il senso dell'identità, ecco, dell'essere di Santa Giulia. Ecco. E sì, certamente le nostre comunità non sono comunità grandi, numericamente non sono grandi, però come dire, il verbo sopravvivere non mi piace, direi che vivono, forse con qualche fatica in più, però come dire, anche con tanta speranza, con tanto desiderio di non perdere, diciamo, questo legame profondo con la comunità, con il territorio e poi di non perdere soprattutto il legame con il Signore. Ecco. Siamo un piccolo gruppo, un po' che ogni tanto qualche persona arriva, qualche persona va, però cerchiamo sempre di fare il nostro servizio liturgico tutte le domeniche nelle feste della parrocchia, la festa di Santa Giulia, Madonna del Rosario e le classiche feste comandate, o quando c'è qualche altra occasione. Una delle attività collegate alla parrocchia è lo storico asilo parrocchiale, che oggi vanta all'incirca, mi dicevano, 21 bambini, ed è un ambiente però, diciamo, che essendo parrocchiale va anche sostenuto e una volta all'anno si organizza una sagra. Credo che sia una bella opportunità per la comunità di Santa Giulia in primis e poi anche per altre comunità, perché comunque i volontari non sono solo della parrocchia di Santa Giulia, ma è un modo per tenere unite le persone. I dolci sono il nostro cavallo di battaglia perché sono fatti tutti in casa e da qualche anno sono soprattutto le mamme dell'asilo che si adoperano soprattutto per i dolci, perché qualche anno, appunto, come dicevate anche voi prima, che il ricavato della sagra poi viene utilizzato per finanziare il mantenimento dell'asilo parrocchiale, quindi c'è anche la volontà di tutta la comunità di impegnarsi perché questo baluardo della comunità continui a sopravvivere.